Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Sversamenti in mare dal polo petrolchimico di Priolo, la procura di Siracusa apre un'inchiesta, almeno 3 gli indagati che avrebbero tentato di falsificare i dati delle analisi ambientali. Sarà ascoltata domani dalla procuratrice dei minori di Palermo la bambina della Sierra Leone soccorsa nella notte tra martedì e mercoledì in mare al largo di Lampedusa, tutte disperse le altre 44 persone presenti sul barcone. Università fantasma, sequestrati a Palermo 3,5 milioni di tasse evase dal patron dell'Ateneo italo-bosniaco. Centinaia gli studenti truffati, percorsi mai riconosciuti. A Campobello di Licata un uomo punta la pistola alla testa del sindaco Terrana, fermato l'aggressore, da tempo chiedeva un lavoro. A Saponara il ricordo di Graziella Campagna, la 17enne uccisa 39 anni fa dalla mafia, diventata oggi simbolo di giustizia. Bancarelle vuote, rifiuti e poco ordine, il declino della pescheria di Catania, uno dei luoghi più cari ai catanesi. Siamo abbandonati, dicono gli operatori. 2 coppie di youtuber palermitane seguite da milioni di bambini si scontrano sui social, volano gli stracci e gli insulti invadono anche l'intrattenimento destinato all'infanzia. Calcio, il Catania guarda al Potenza, Toscano potrà contare sui rientranti Anastasio e Castellini, il Palermo in ritiro a Torretta in cerca di un cambio di passo. Ancora ben trovati, lo avete sentito in primo piano, parliamo di questi sversamenti in mare dal polo petrolchimico di Priolo. La procura di Siracusa apre un'inchiesta per chiarire ogni dubbio. Almeno 3 gli indagati che avrebbero tentato di falsificare i dati delle analisi ambientali. Francesca Loi. La procura di Siracusa ha aperto un'indagine sugli sversamenti di inquinanti in mare provenienti dagli impianti del petrolchimico di Priolo. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano La Sicilia, l'autorità giudiziaria avrebbe da tempo puntato l'attenzione sull'impianto per il trattamento di acque di scarico di Isab Sud. L'inchiesta sarebbe scattata nel 2020, quando fu segnalata nella baia di Santa Panagia una moria di pesci. Dai controlli di ARPA e Capitaneria di Porto di Siracusa sarebbero emerse tracce di idrocarburi sugli argini del canale Alpina dove scarica il TAS. Dopo quell'episodio, scrive il quotidiano, sarebbero scattati controlli ed intercettazioni che avrebbero rivelato i tentativi di nascondere l'inquinamento, rimuovendo tracce di inquinanti o sostituendo i galleggianti. Tra gli indagati ci sarebbero l'ex direttore generale di ISAB Bruno Martino e i 2 ingegneri della raffineria, Gaetano Barbagallo e Gaetano Petralito. L'inchiesta avrebbe anche svelato un'alterazione nei prelievi d'acqua dal canale, con campioni che sarebbero stati contraffatti per abbassare il livello di concentrazione di sostanze inquinanti. Adesso cambiamo argomento, verrà sentita domani o al massimo sabato dalla procuratrice dei minori di Palermo la bambina di 11 anni della Sierra Leone che è stata soccorsa nella notte tra martedì e mercoledì al largo di Lampedusa. La piccola si trovava a bordo di un barcone con altre 44 persone che risultano ancora tutte disperse. Domani sarà nominato un tutore, mentre il Natale lo trascorrerà certamente in una comunità famiglia con altri bambini. Sentiamo il servizio di Orazio Longo. La bimba andrà al più presto in una comunità per minori. Approfondiremo per capire se ha ancora i genitori o altri parenti e verificheremo che procedimento attuare. Lo ha spiegato la procuratrice dei minori di Palermo, che nelle prossime ore si recherà ad ascoltare la piccola Yasmin, in merito anche al fatto che, se la bambina dovesse risultare orfana e non fosse possibile un ricongiungimento familiare, si aprirebbe un procedimento di dichiarazione dello stato di adottabilità. 11enne, unica superstite di un naufragio avvenuto al largo di Lampedusa, dalle prime notizie raccolte si sa che era in viaggio col fratello maggiore che sarebbe morto nella traversata. Avrebbe detto ai soccorritori di avere ancora il padre e altri fratellini, ma è tutto da verificare. Ora sta bene, ha lasciato il poliambulatorio di Lampedusa. In merito al naufragio ha raccontato di essere rimasta in acqua per 2 giorni, attaccata a 2 camere d'aria, ma i medici che l'hanno visitata spiegano che questo sembra improbabile. Se così fosse sarebbe morta. Semmai una spiegazione potrebbe essere il fatto che a mare la cognizione del tempo si perde e le ore diventano infinite. In 40
45 si trovavano a bordo del natante partito da Sfax in Tunisia e affondato al largo di Lampedusa. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Sentito lo skipper del veliero Trotamar 3, intervenuto nei soccorsi, si stanno ascoltando ora gli attivisti che erano a bordo dell'imbarcazione. Una storia dall'enorme portata simbolica che ha scosso profondamente le coscienze di molti, dice la ONG Sea Watch, che lancia una frecciata al governo, reo secondo loro di non avere detto neppure una parola. Un miracolo il suo salvataggio, hanno ricordato ancora i soccorritori. Sono state le urla della bambina a guidarci. Urla in piena notte, in mare aperto, con onde alte 3 metri. Sul luogo del naufragio non sono state rinvenute tracce di vestiti, scarpe o bidoni vuoti, mentre con 2 traghetti per Porto Empedocle sono stati trasferiti 387 migranti che erano ospitati nella struttura di primissima accoglienza dell'isola. E adesso torniamo al caso dell'Università Fantasma. Su ordine della Procura di Palermo, sequestrati 3,5 milioni di tasse evase al professore Messina, patron appunto dell'Ateneo Italo-Bosniaco. Indagati i 2 figli truffati, centinaia di studenti, ricordiamo, che avevano pagato rette salate per corsi mai riconosciuti. Giusy Lazzara. C'è una svolta nell'inchiesta sull'Università Fantasma Italo-Bosniac Jean Monnet. A 9 mesi dalle perquisizioni, la Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato 3,5 milioni, tanto ammonta l'IVA l'Ires evase alla Fondazione Zaclata Europa, che gestiva l'attività di formazioni farlocche. Personaggio principale della vicenda, secondo le indagini della Procura, è Salvatore Giuseppe Messina, fondatore e membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Zaclata, che prometteva lauree in medicina veterinaria e fisioterapia mai riconosciute. Già dal 2018 il MIUR aveva diffidato l'Università Internazionale di Gorazde, con cui Jean Monnet era consorziata, e chiesto di cessare ogni attività. Messina avrebbe coinvolto nella truffa anche i figli Dario e Giuliana, indagati insieme ad altri 2 membri del Consiglio di amministrazione. Le rette nascoste al fisco erano state percepite su conti correnti esteri gestiti attraverso società di comodo in Inghilterra, Svizzera e Bosnia, paese in cui ha sede l'università privata. Più di 800 gli studenti truffati per anni, che adesso si trovano senza alcun titolo di studio, avendo pagato rette salate. Rette che potevano raggiungere anche i 26.000 euro all'anno e che venivano fatti confluire su conti correnti situati all'estero secondo uno schema che si serviva di società di comodo utilizzate come delle vere e proprie cassaforti. Dagli accertamenti, attraverso un'analisi di documenti e dalle perquisizioni con la cooperazione giudiziaria internazionale, è stata scoperta anche una maxi evasione da 9 milioni di euro. Si tratta, secondo la Guardia di Finanza, del denaro incassato per l'organizzazione di 50 corsi universitari online, privi di valore giuridico in Italia. Shock a Campobello di Licata, nell'Agrigentino. Un uomo ha puntato la pistola alla testa del sindaco dopo averlo seguito e braccato davanti all'ufficio postale. I carabinieri hanno bloccato e denunciato l'aggressore, che da tempo chiedeva un lavoro. Davide Sardo. Una pistola a giocattolo puntata alla testa, ma la paura è stata tanta per il sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana. Un pregiudicato di 29 anni, noto alle forze dell'ordine per problemi di tossicodipendenza, è balzato fuori dalla sua automobile, ha affiancato il sindaco in strada nei pressi dell'ufficio postale insieme ad un amico e gli ha puntato la pistola. Terrana, ancora scosso dalla spavento, ha telefonato ai carabinieri. I militari intervenuti sul posto hanno denunciato alla procura di Agrigento l'aggressore e dentro l'automobile gli hanno sequestrato diversi oggetti atti ad offendere. A casa del 29enne è stata trovata e sequestrata anche un'ascia. L'attentatore alcuni giorni addietro avrebbe preteso un posto di lavoro o sussidi. Io sono oggi al mio posto di lavoro, sono per servire la mia comunità, sono per andare avanti, fermo restando che mi aspetto una risposta decisiva da parte dello Stato. Un sindaco non può essere, come dire, in balia del primo balordo che capita, anche perché questo soggetto da circa un anno la madre è ricoverata in una struttura per donne in difficoltà a causa delle violenze subite dallo stesso. Ragion per cui è un soggetto da attenzionare, è un soggetto che ha dato disturbo al vicinato, è un soggetto che ha bisogno di essere curato. Tanti gli attestati di solidarietà al sindaco Terrana, che ha ricevuto anche la telefonata del nuovo prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo. A Terrana è stata assegnata la scorta da parte dei carabinieri.
Momenti di tensione anche nel carcere per i minorenni Malaspina a Palermo. 2 giovani detenuti per futili motivi si sono scagliati contro un agente di polizia penitenziaria facendolo cadere e provocandogli una forte contusione al ginocchio. I sindacati chiedono da tempo interventi anche nelle carceri per i minorenni, dove sono reclusi anche ragazzi che però hanno raggiunto la maggiore età e che spesso creano tensioni. E adesso andiamo a Saponara, vicino a Messina, dove è stata ricordata Graziella Campagna, la 17enne uccisa 39 anni fa dalla mafia per una scoperta casuale che è diventata simbolo di giustizia. Francesco Triolo. È stato uno degli omicidi che ha scosso più l'opinione pubblica, una storia raccontata anche nella fiction Rai, La vita rubata, 39 anni dopo. Oggi a Saponara il ricordo di quell'omicidio di mafia voluto da Libera per mantenere la memoria di quella ragazzina indelebile nel cuore di tutti. Era il 12 dicembre del 1985 quando Graziella Campagna fu uccisa a soli 17 anni senza alcuna pietà, solo perché testimone sconveniente. 5 colpi di pistola per metterla a tacere, per non farle rivelare quello che aveva scoperto nella lavanderia in cui lavorava, ovvero l'agenda di un certo ingegner Cannata, cioè Gerlando Alberti Junior, nipote latitante del boss Gerlando Alberti. Una scoperta che le sarà fatale. Un incontro al quale questa mattina hanno partecipato Pasquale Campagna, il fratello Don Luigi Ciotti, il prefetto di Messina Cosima Di Stani, che ha sottolineato come l'omicidio di Graziella Campagna colpisce tutti. Anche la famiglia di Graziella Campagna è riuscita a trasformare quel grandissimo dolore, quella impossibilità di poter accettare quella morte in un impegno civile per testimoniare l'esigenza di continuare a contrastare naturalmente tutte le mafie, a spendersi a favore della legalità. Dramma a Caltanissetta per 41 famiglie che 2 giorni fa sono state evacuate dalle loro abitazioni e non sono ancora rientrate a causa di improvvise lesioni su alcuni immobili. Ci dice tutto Rita Cinardi. Si prospetta un Natale non facile per 13 famiglie nissene che martedì sera sono state evacuate dalle loro abitazioni e da quel momento non hanno fatto più rientro. Lo sgombero di 41 persone si è reso necessario dopo che 3 immobili di Via Redentore, una delle strade principali del centro storico di Caltanissetta, hanno presentato improvvise lesioni. A raccontare cosa è accaduto quel pomeriggio uno dei residenti che attualmente, così come altre 40 persone, tra i quali anche donne, anziani e bambini, si trova fuori casa in un alloggio messo a disposizione dal comune. I segni più particolari che hanno allarmato un po' anche tutto il palazzo sono stati intanto dei rumori che sono stati avvertiti all'interno del palazzo, le porte d'ingresso degli appartamenti che erano bloccate e non si potevano aprire. Hanno chiamato i vigili del fuoco e ci hanno fatti uscire. Esperti del Genio Civile arrivati da Palermo e Catania cercheranno di comprendere le cause che hanno determinato le lesioni. I sopralluoghi eseguiti in questi giorni infatti non sono riusciti a restituire una risposta chiara su cosa sia accaduto. Certo è che la zona posta proprio al di sotto della collina Sant'Anna è una zona franosa da sempre considerata a rischio. Nel 2001 si era aperta una grande voragine in piazza Pirandello. Raccontano che negli anni passati qualche problema si era verificato, però non essendo io un tecnico è opportuno aspettare che si pronunci qualcuno del Genio Civile o dei vigili del fuoco insieme al nostro ufficio tecnico. Insomma, almeno per il momento non sarà possibile determinare quando i residenti potranno rientrare, situazione che sta gettando nello sconforto intere famiglie. Troppi incidenti sul lavoro che spesso si trasformano in vere e proprie stragi. Per questo Assoimprese ha messo intorno a un tavolo associazioni, istituzioni e aziende per una nuova cultura della sicurezza sul lavoro. Manlio Viola. La tragedia di Calenzano, dove l'esplosione avvenuta nel deposito Eni ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di 29, 2 delle quali restano gravi, è solo l'ultimo episodio di incidente sul lavoro trasformatosi in tragedia. La Sicilia purtroppo conosce bene queste tragedie. Per affrontare il tema della sicurezza, Assimpresa prova a mettere a rete associazioni di categoria, aziende e istituzioni e lo fa attraverso la Camera di Commercio. Grande tema è quello della carenza di ispettori e dunque di controlli.
Abbiamo implementato il numero degli ispettori del lavoro, infatti sono state fatte moltissime ispezioni alle aziende con multe veramente significative, però non dobbiamo appellarci esclusivamente ai controlli, noi dobbiamo inculcare quello che è il concetto della prevenzione. Una tragedia senza fine, quella a cui si assiste, la perdita di vite umane, gli incidenti invalidanti sono inaccettabili in una società civile. Ci vuole più consapevolezza da parte sia dei datori di lavoro ma anche dei lavoratori. Io vedo ancora tutt'oggi dei lavoratori che fanno delle cose che non si possono nemmeno guardare e non si capisce il motivo. Allora lì ci vuole un po' più di prudenza, ci vuole buonsenso. Ma non basta la repressione dei comportamenti pericolosi, serve una cultura della sicurezza sul lavoro, ma anche una conoscenza del fenomeno e delle norme. Fare rete è essenziale, ma fare rete tra le associazioni di categoria, il mondo delle imprese, l'assessorato al lavoro, gli enti previdenziali, soprattutto gli enti di controllo, perché molto spesso per poter attuare un buon controllo c'è prima bisogno della conoscenza. Il fenomeno infine non potrà mai sparire, ma ci sono i mezzi per abbatterne la gravità. Andiamo a Catania, c'era una volta la pescheria, uno dei luoghi più cari ai cittadini, che per oggi si presenta con bancarelle vuote, rifiuti e poco ordine. Lo sfogo degli operatori ai nostri microfoni che dicono siamo abbandonati al nostro destino. Tonino De Mana. Ampi vuoti, box chiusi o deserti. Al posto di bancarelle con totani, orate, gamberi o molluschi ed altre specie del nostro mare, una decina di motorini parcheggiati, uno accanto all'altro. Impensabile qualche anno fa, quando alla pescheria non c'era spazio neanche per passare a piedi, presa d'assalto ogni mattina da migliaia di catanesi. Oggi, ad eccezione dei turisti, e per fortuna che ci sono loro, tutto si riduce ad un disordinato mercatino del pesce con pozzanghere, carta, plastica e rifiuti accatastati dove capita. È il triste e indecoroso spettacolo che offre la pescheria ai suoi visitatori, umore più nero delle seppie per gli operatori del settore. Non c'è autobus, non c'è parcheggio, la gente si lamenta che non può posteggiare e gli fanno pure verbali e non sanno come fare, vanno nei supermercati, nei grandi centri a comprare e noi non lavoriamo più. Alle 10:20 lei quanto ha guadagnato? Niente ancora, 50 euro, ho incassato, non ho guadagnato. Facendo un raffronto col passato? 200, 250. C'erano le strisce blu prima, ora hanno fatto la pista ciclabile, quindi vengono a mancare un sacco di parcheggi. La gente non può arrivare più in pescheria, è inutile venire perché non trovano parcheggio. Nonostante gli ampi vuoti e la desolazione, per le guide turistiche la pescheria resta comunque un luogo affascinante e quindi da proporre. A ridosso della pescheria, a pochi metri dall'ennesimo ammasso di spazzatura, spicca una striscia di colore rosso. Sembra un percorso ad ostacoli ed invece è la nuova pista ciclabile. No, per me non fa bene. Dovrebbero mettere dei cordoli. Lei lo sa che ha posteggiato sulla pista ciclabile? Sì, lo so. E i ciclisti che non possono passare? E quelle macchine cosa fanno? Non sono nella pista ciclabile anche. Quindi trasgrediscono gli altri, trasgredisco anch'io? No, io sono qua perché c'è un posto lateralmente e mi sto mettendo qua. E adesso il dissing dei me contro te, contro i d'insieme, idoli dei più piccoli. Ma ci spiega tutto Eva Spampinato nel servizio. Sì, lo so. Questi hanno un problema. Cosa faresti se li incontrassi? Fatti sotto! Il dissing che non ti aspetti, altro che Fedez e Tony F. A lanciarsi frecciatine, attacchi e critiche nemmeno tanto velate, non sono due artisti della scena trap, dai quali ci si può aspettare rime affilate, ma sono gli idoli dei bambini di tutta Italia. Ciao a tutti! E adesso e insieme siamo in me contro te! E stavolta la battaglia a suon di video su YouTube è tutta siciliana, anzi palermitana. Loro infatti sono i me contro te, Luigi Calagna e Sofia Scalia, youtuber da milioni di follower e incassi record al cinema, che si scagliano contro un'altra coppia di giovani youtuber, anche loro di origini palermitane, i d'insieme, Eric Parisi e Domenica Laimo, che negli anni hanno rosicchiato fette di piccoli fan agli inventori dell'intrattenimento per bambini su YouTube. Hanno rubato il nostro personaggio e sono finti signoresse. Sì, esatto. Guarda, o chiudete tutto oppure andiamo per vie legali. Loro cosa hanno fatto? Hanno pensato bene di diventare
la coppia di Sofia e lui. Volano stracci e l'inaspettato dissing diventa virale. I Me contro te attaccano i compaesani d'insieme e li accusano di plagio. Loro replicano, promuovono il loro film usando il nostro nome. La verità è che loro non riescono a accettare il fatto che possono esserci altre persone nel loro campo, cioè che possono fare video su YouTube per lo stesso pubblico. Dopo aver imparato come fare uno slime con tutte le colle e i brillantini del mondo, adesso, grazie allo scontro video dei loro miti, i bambini avranno imparato anche come insultarsi a vicenda tramite una telecamera e senza il confronto diretto, faccia a faccia. Un insegnamento poco edificante contro l'idea che i dissapori o le divergenze possono esserci e ci saranno nella vita da adulti, ma andrebbero chiariti con una comunicazione costruttiva. Che poi, al limite, ognuno rimane della propria opinione, ma almeno non si è trasformato in un vile bullo da tastiera. E noi ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio, con il Catania e il Palermo che si preparano alle prossime sfide. A tra poco, vi aspetto. Ancora ben trovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio. Tra 2 giorni il match di campionato al Massimino tra Catania e Potenza. Torna Anastasio dopo la squalifica, Toscano recupera anche Castellini, non Guglielmotti, ma ci dice tutto Marco Carli. La forza delle scelte. In attesa di Guglielmotti e con la possibilità di avere di nuovo disponibile Castellini, Toscano può scegliere e non è considerazione di poco conto in una stagione in cui, causa infortuni, le possibilità di intervento non erano granché. Siamo qui per trovare soluzioni, ripeteva il tecnico, nei momenti in cui c'erano meno possibilità di scelta sull'11 di partenza. Ebbene, adesso le soluzioni ci sono. Si chiamano Ierardi, che dà alternative in difesa insieme a Giega, che avrà ancora una settimana di allenamento in gruppo, o Anastasio che torna dalla squalifica. Si chiamano Sturaro e De Rose, che a Taranto hanno mostrato di esserci e come, ma anche Jimenez, che in mediana ha dato il suo contributo e adesso può farlo anche alle spalle delle punte. E a proposito di punte, è stata una settimana migliore anche per Montalto dopo il gol di Taranto. Si tende al sereno dunque, ci sono le premesse, ma ovviamente tanto dipenderà dalle prossime 2 partite interne. La prima è sabato con il Potenza. Si chiude il girone d'andata contro Caturano e Soci. La sfida fra i 2 bomber, Caturano appunto e Inglese, è stuzzicante per chi guarda in modo neutrale, ma per i tifosi che vogliono vedere un Catania vittorioso i duelli personali contano, danno sale allo spettacolo, ma contano soprattutto i 3 punti. Entrambe le squadre vengono da un 5-1 a proprio favore, stanno bene. Al Catania aspetta fare capire che adesso sta meglio. In Serie B Palermo in ritiro a Torretta in vista del match contro il Catanzaro di domenica al Barbera. Rosanero in semicrisi e alla ricerca di un cambio di passo. Marco Gullà. Il Palermo da oggi è in ritiro a Torretta e questa è la decisione dei vertici del club rosanero per la settimana di preparazione della partita contro il Catanzaro di domenica pomeriggio al Barbera. Ritrovarsi, è questo l'imperativo in casa Palermo dopo la sconfitta di Carrara, un KO che ha nuovamente acceso la spia dell'emergenza. Sicuramente il match di domenica al Barbera apre un nuovo campionato per il rosanero che, perso il treno della promozione diretta, proveranno a prendere possesso stabilmente della zona playoff. Occorre un cambio di identità. Il Palermo è una squadra che spesso ha giocato senza verve e carattere, qualità che in B sono fondamentali per fare bene. Dionisi lavora anche a possibili cambi di formazione e ricontinua a non segnare. Brunori non è più l'attaccante delle passate stagioni e Leduaron non ha ancora segnato il suo primo gol in rosanero, dati di un attacco che spara a salve. A centrocampo dovrebbe tornare titolare Segre, Gomez invece potrebbe tornare in panchina dopo il clamoroso errore che ha propiziato il gol della Carrarese. Al Barbera tornerà da avversario Mirko Pigliacelli, portiere del Catanzaro. Tifosi delusi e pronti a contestare qualora il Palermo non vinca. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione della TG Sicilia. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.